Giovedì 25 aprile la pallavolo provinciale ricorda il dirigente sportivo Generino Frigo, intitolandogli ancora una volta la finale femminile Under 18, proprio nella sua adorata Tombolo. Anche quest'anno in finale si sono presentate le due squadre che più rappresentano i massimi valori tecnici provinciali, il Pulpatavium ed il Leali Padova. Mentre l'anno scorso il Pulpatavium riusciva nell'impresa di vincere l'Under 16 e l'Under 18, quest'anno il Leali Padova poteva addirittura sperare di fare in termine calcistico il triplet, avendo già vinto Under 14 e Under 16. La partita, come al solito, è stata dominata da una grande tensione nervosa espressa da ambedue le squadre. Nel primo set si è giocato punto a punto e nessuna è riuscita a prevalere sull'altra, se non nel finale, dove il Leali Padova la spuntava per 25 a 22. Nel secondo e nel terzo, l'identico punteggio di 25 a 20 premiava ancora una volta il Leali, che riusciva a sbagliare di meno e conquistare il terzo titolo consecutivo. Un traguardo storico riuscito solo molti anni addietro al Sartori Padova. C'è da dire, ad onor del vero, che il Pulpatavium si è dovuta presentare a ranghi ridotti, con atlete non al meglio a causa di infortuni patiti di recente, ma si sa, nello sport, oltre alla bravura, un po' di fortuna non guasta. Onore quindi alle Ali, per un traguardo che premia la bontà del progetto che sta portando avanti la società e che ha prodotto fino a questo momento la migliore scuola giovanile di volley provinciale femminile. Ma la partita era tutt'altro che semplice perché l'avversario è attrezzato. Probabilmente la differenza l'ha fatta la gestione degli errori nei momenti delicati, sia nel bene che nel male, e la continuità della nostra battuta. Noi abbiamo impostato la partita in una certa maniera, cioè quella di spingere la battuta, perché sapevamo che l'unico sistema per riuscire a scardinarle un pochino nella loro sicurezza era quello di mettere in crisi soprattutto le ricezioni. Solo che ne abbiamo sbagliate veramente troppe, cosa che non ci è mai successo durante l'anno, in quanto la nostra battuta effettivamente è un nostro punto di forza. Ne abbiamo sbagliate troppe, complice un po' la palestra, un po' anche forse la situazione dal punto di vista emotivo, effettivamente forse questo ci ha condizionato un pochino troppo. Quando siamo riusciti nel secondo set a metterle un pochino, anche nel primo, parzialmente anche nel primo, a mettere soprattutto in crisi la loro ricezione e riuscire a prenderle soprattutto a muro, ecco che noi abbiamo avuto il nostro momento migliore. Ecco. Sentiamo le impressioni delle atlete delle Ali Padova sulle aspettative prima della gara. Ci siamo preparate, noi abbiamo giocato divertendoci, puntando alla vittoria e abbiamo fatto il nostro meglio e ce l'abbiamo fatta. Ci avevano detto: se vincete vi offriamo dopo da mangiare. Io addirittura non ho portato il portafoglio perché sapevo già che avremmo vinto. Quindi no, comunque seriamente, parlando seriamente, cioè, abbiamo lavorato tanto e ce lo meritavamo perché abbiamo solo un giorno libero a settimana e questo, cioè, l'impegno durante gli allenamenti cioè, siamo sempre assieme, giochiamo sempre, cioè, è proprio, lo sentivamo già ancora a inizio anno che avremmo vinto. La vittoria di una squadra è figlia anche dell'organizzazione societaria. Devo fare un plauso alle ragazze perché ci hanno messo tanto impegno. Ricordiamoci che queste ragazze hanno anche lo studio, hanno 4 allenamenti a settimana più 2 gare il fine settimana e la vittoria è tutta per loro, se la sono guadagnata partita dopo partita. Nel campionato, diciamo, regolare e campionato eccellenza e la finale, l'unico set perso è stato oggi, altrimenti le ragazze hanno sempre vinto per 3-0. Niente, tutto qui, un impegno lodevole e vorrei solo ringraziarle tutte quante. Il numero magico è il 3, 14, 16, 18, un triplete. Per ripetere il nome di qualcuno più famoso di noi, si è avverato. Non so a Padova quante volte sia riuscito nel giovanile in questi anni,
Diciamo che il progetto Leali sta portando dei frutti importanti. Spero non solo a livello piccolo del progetto Leali, che il progetto sia visto anche dagli altri come un progetto serio, un progetto che lavorando bene può dare delle possibilità, sì va bene, ok, di vittoria di campionati, ma delle possibilità di crescita delle atlete che magari hanno qualche marcia in più rispetto a qualcun'altra e che possa misurarsi con altrettante atlete. Non dimentichiamo che prima di questa finale si è svolto l'importante incontro per il terzo e quarto posto, che dava alla vincitrice l'accesso alla fase regionale. L'incontro è stato vinto dal Blue Volley Medoacus per 3-1 sulla Petra 5 Pallavolo Este, dove la giocatrice Naisi Macchiavello è stata sicura protagonista. Il primo set erano partite molto cariche, però arrivando 20-13 ci siamo fermate e abbiamo perso il primo set 25-23 e negli altri 3 set invece ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine e siamo riuscite a portarceli a casa. Sì, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio dell'anno e è stato raggiunto. Abbiamo iniziato questa collaborazione tra 2 società l'anno scorso, abbiamo vinto il Primavera con la 16, quest'anno ci eravamo prefissati semifinale, è venuto anche il terzo posto, siamo molto contenti. Ora queste squadre parteciperanno alle regionali con ambizioni diverse. Di sicuro cercheremo di fare del nostro meglio, ci saranno squadre che sarà difficile, però faremo del nostro meglio di sicuro. Il primo turno di regionale mi sembra che abbiamo contro Jesolo, che è la stessa squadra che abbiamo in campionato, che abbiamo incontrato in campionato. Ce la giochiamo, fino all'11 abbiamo tempo di recuperare le ragazze che sono un pochino zoppicanti e sono convinto che ce la possiamo giocare. Possiamo guardare con fiducia al futuro di queste squadre, che non potrà che essere roseo.